Buonasera a tutti ragazzi, come sempre fenomeni strani che ci colpiscono, diciamo, a noi, anche se in modo indiretto, però ci colpiscono. Adesso c'è stato un raro fenomeno atmosferico che ha causato il riscaldamento dell'aria sull'Antartide molto più del solito e gli scienziati hanno registrato un vero record nella stratosfera. In effetti, come l'hanno chiamato, riscaldamento stratosferico improvviso. Quindi in effetti si è passato, diciamo, l'atmosfera superiore sopra il polo sud si è riscaldata da circa meno 70 a circa meno 25, quindi ha perso, diciamo, molto calore, quindi ha detto il meteorologo dell'ufficio Andrew Watson. Quindi è aumentata di oltre 40 gradi centigradi in più del normale nel corso di 3 settimane. Quindi si ritiene che sia un fatto insolito legato al riscaldamento globale, quindi innescato da combinazioni di disturbi atmosferici. Quindi in effetti il riscaldamento stratosferico è comune nell'emisfero settentrionale, ma è stato registrato solo nel 2002, quindi diciamo che era tanto tempo che non capitava questa cosa. Quindi si prevede che porterà venti caldi e secchi in Australia per i prossimi 3 mesi. Quindi questo studio è stato pubblicato su Natura Geoscienze, quindi un giornale inglese. Il team ha aumentato le temperature in un modello che fornisce previsione sull'emisfero meridionale. Quindi si prevede che l'Australia avrà meno pioggia e temperature più calde, quindi e potrebbe aumentare anche il rischio, diciamo, dei boschi, quindi di incendi boschivi. Quindi, come sempre, l'atmosfera capita sempre qualche cosa di anomalo, anche se a volte io credo che questo riscaldamento improvviso dell'aria sopra l'Antartide possa essere anche, diciamo, manomesso in effetti, quindi a volte io credo che con le famose antenne HARP possono influenzare sulla stratosfera e quindi bombardarla con, diciamo, onde energetica di bassa frequenza però che riscaldano l'atmosfera, anche perché è strano vedere questo fenomeno, quindi credo che sia più una cosa, anche se lo so che molti di voi diranno Giuseppe fai sempre il complottista, pensi sempre che ci vogliono far male oppure così con lì, pensi sempre a qualche cosa di anomalo che fa l'uomo. In effetti sì ragazzi, in effetti questo riscaldamento sopra l'Antartide la vedo più non come un cambiamento climatico, problema climatico, ma bensì forse come conseguenza degli esperimenti che fanno per cambiare il clima. Quindi sappiamo tutti che le antenne HARP posizionate in Alaska, se vengono i getti delle onde elettromagnetiche vengono proiettate nella stratosfera, possono riscaldare la stratosfera, quindi posso anche fare questa teoria, anche se non credo tanto bizzarra, ma posso ipotizzare che questa strana anomalia sia l'opera dell'uomo. Mo' può darsi pure che mi sbaglio, per l'amor di Dio, qua nessuno è perfetto, però è, è aumentata di oltre 40 gradi in più del normale nel corso di 3 settimane. Mi pare un pochino troppo come naturale, diciamo. Quindi la vedo più una cosa voluta. Che poi ragazzi spero che sia l'incontrario, che realmente queste antenne HARP non c'entrano nulla, anche se non ci credo più di tanto, quindi vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo dopo con le altre notizie, che comunque ancora farò altri video, quindi ci sentiamo dopo.